Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Morti e feriti si registrano lungo le strade siciliane nelle ultime ore. È pesante il bilancio di incidenti stradali tra le province di Catania e Ragusa, dove 3 persone hanno perso la vita e 7 sono rimaste ferite, una in condizioni gravi. In un incidente stradale che ha coinvolto 2 veicoli a Fiumefreddo di Sicilia, 4 giovani sono rimasti feriti. Di questi una 19enne ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Catania. Un uomo di 32 anni di Acireale è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Giarre. A Vittoria un motociclista è morto e a Piedimonte e Tenneo a perdere la vita sono stati madre di 40 e figlio di 20 anni. Il Codacons Sicilia ha chiesto al Presidente della Regione e al Ministro delle Finanze di avere accesso ai documenti riguardanti l'accordo firmato da Schifani e Giorgetti in merito alla compartecipazione della spesa sanitaria che ha assegnato 200 milioni di euro alla Regione siciliana per il 2022. Schifani ha respinto la richiesta definendola un atto insindacabile, mentre il Governo centrale ha riconosciuto l'interesse del Codacons. Le isole Eolie di Panarea, Stromboli e Ginostra sono isolate da 60 ore. Al momento non è possibile raggiungerle. I collegamenti con le altre 5 isole delle Eolie sono stati ripristinati soltanto parzialmente. A seguito della mareggiata di ieri, la zona lungomare portuale di Lipari e la costa di Acqua Calda sono state invase da sabbia, detriti e pietre trasportate dalle onde. È in corso la valutazione dei danni. E adesso l'aggiornamento sui dati del Covid. La Fondazione Gimbe ha riferito un peggioramento della situazione in Sicilia durante la settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio. L'incidenza per 100.000 abitanti è salita a 78 e c'è stato un aumento del 16,8% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Inoltre i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 sono superiori alla media nazionale, rispettivamente al 12% e 3,5%. Con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.